Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è convalidato il segnale, vediamo le fasi con T42 Font veloce a condurre nei confronti di Cantecico. T42 Font Cantecico che poi cerca la destra libera, sbaglia intanto Commander Crow. Cantecico che ha spostato e ora va sulla testa. Commander Crow squalificato. Per rilevare al comando numero 16 Azalea T42 Jet Font, la squalifica anche per Azalea Jet. E numero all'esterno 10 c'è Capuzzi, Uragano Nero che si profila, è seguito dal numero 9 Vassallo, poi via via gli altri con in terza ruota Viking 3B. E così prosegue in vantaggio Cantecico, Uragano Nero per corsie esterne. Lungo la corda c'è T42 Font, poi Zar Parlante, al largo anche Cavicchi Vassallo, scusate, in seconda pariglia, mentre per vie interne va anche Vasterbo Sky Height che è in quarta posizione lungo la corda. Intanto c'è il tentativo ora per un attimo di Zong di Girifalco, mentre c'è l'errore di Vassallo. Dopo 1 chilometro in 1.17.3 ha sbagliato 9, Vassallo e così all'esterno rimane scoperto sempre Uragano Nero, ora seguito però direttamente da numero 4 Viking 3B Dimar che ha in schiena Zong di Girifalco e Bumpit of West. Terreno ancora lungo di corsa con Cantecico a fare l'andatura, Uragano Nero a impegnarsi al suo esterno, T42 Font in seconda posizione alla corda, poi c'è Astecca Dimar che precede Zong di Girifalco e gli altri. Lungo la corda sempre Zar Parlante e Vasterbo Scagliat, 450 alla conclusione, ora ritmo che si è velocizzato sicuramente e accelera Cantecico. Cantecico in seconda posizione, Uragano Nero, mentre T42 Font è raggiunto all'esterno da Astecca Dimar, retta d'arrivo, Cantecico in vantaggio, Uragano Nero che prova ancora il suo esterno, Cantecico però sfugge a Uragano Nero nel finale, Uragano Nero ancora generosamente, tutti i tentativi di Uragano Nero vengono sventati da Cantecico, mentre per il terzo probabilmente ancora il numero 1 Zar Parlante che ha ragione degli avversari, fra i quali finisce forte anche Vaumar a largo di tutti. Andiamo a rivedere per l'ordine d'arrivo Cantecico e Daniele Cuglini che vengono a vincere questa TQQ dal Savio, il ottimo secondo posto per Uragano Nero, al terzo il numero 1 di Zar Parlante, per il quarto sono in linea Vaumar e Zong di Girifalco che lotteranno per il quarto e quinto posto di Quarté e Quinté. La vittoria invece non sfugge in percorso di testa a Cantecico, Daniele Cuglini in salchi e al training per conto del signor Sandro Ciappelloni. Vince, domina questa corsa Tris Quarté Quinté. Secondo posto per Uragano Nero, terzo per Zar Parlante, aspettiamo per il quarto e il quinto.